Buongiorno Milano, da Palazzo Marino. Molti mi stanno chiedendo: Sindaco, potremo ritornare a giocare a pallone nei campetti, nei playground, dei parchi? Badate, io ed i miei assessori creativi non vediamo l'ora, ma c'è un problema di regole e le regole ce le deve dare la Regione. Per esempio, si può fare gol da oltre metà campo? È possibile scannare, cioè tirare le pallonate? E poi il governo ci dice che il pallone lo deve portare la regione. Ma perché, senza nessun tipo di polemica, nessuno di loro vuol mai andare in porta? E ancora, se uno con il piede a banana tira una pallonata e il pallone rompe un vetro, quel vetro chi lo ripaga? Il comune? La regione? O il piede a banana? In ultimo, quanto potremo giocare per ogni partita? Perché l'Istituto Superiore di Sanità, la scienza e anche molti miei amici medici ci indicano, ci consigliano di non stare a sudare. Buongiorno Milano, da Lido Scalo. È qui che i milanesi passeranno l'estate, un posto tranquillo, sereno, senza assembramenti. Ti viene presa la temperatura all'ingresso, si entra, poi chiudono i cancelli e nessuno esce più. Abbiamo deciso di attrezzarla perché sia un'estate bellissima. Abbiamo deciso, io ed i miei assessori creativi, di recuperare tutte le casette dei mercatini di Natale inutilizzate in questo periodo e fare dei piccoli borghi lungo la sponda. Ci sarà Celle Lombarda, ci sarà il Lido di Cormano e perché no, Rozzano Marittima. Il governo ci assicura che quest'anno potremo nuotare fino alla boa e perché no, fare i tuffi a bomba. Rieccoci a Palazzo Marino. Ieri ho ricevuto delle immagini vergognose girate presso le nostre fontanelle, i draghi verdi, le bedovelle. Ragazzi senza mascherina che si abbeveravano con la mano a cucchiaietta e poi tiravano l'acqua a tutte le persone intorno, spesso infradiciandole. Molti sono dovuti tornare a casa a cambiare la maglietta della salute. Non va bene, non fatemi incazzare, se no vengo lì e vi faccio dei gavettoni. Passo con la camionetta dell'ANSA, quella del lavaggio strade, vi spruzzo a tutti. E poi vediamo se esistono fradici di serie A o fradici di serie B. Mi incazzo? Vengo lì? Buona giornata a tutti.